tutti e grazie per essere con noi per questa nuova chiacchierata di Nuova Pedagogia. Stasera abbiamo un ospite eccezionale. Nicola Bicci, grazie Nicola per essere con noi. Grazie a te, un saluto a te e a tutti quelli che ci ascoltano. Beh, Nicola è, voglio dire, per il nostro canale è come dire un membro della famiglia, perché è docente della LUMP ormai da quando abbiamo iniziato. Entriamo nel terzo anno, il tuo corso di storia, Ripensare la storia, è sempre stato un grande successo per noi della LUMP e tu riprenderai con il nuovo corso ad aprile 2023. Ma stasera sei qui, sei stato invitato a chiacchierare con noi di Nuova Pedagogia, non perché sei uno scrittore, non perché sei un docente, non perché sei un ricercatore, ma perché sei un incredibile editore. Hai aperto Aurora Boreale, che è una casa editrice davvero, direi, unica nel suo genere, proprio per la qualità delle proposte editoriali che fai. Per cui la prima domanda che Eduo può fare per il nostro canale è: ma caro Nicola, come vedi tu il ruolo dell'editoria nel mondo che verrà? È un ruolo estremamente importante, sarà un ruolo estremamente importante, perché si deve intraprendere un percorso che serve per fronteggiare un'informazione mainstream che ormai è totalmente squalificata. Questa informazione mainstream, che è totalmente serva del sistema, che propina una marea di idiozie, che soffocano l'essere umano, che lo indottrinano, è chiaramente collegata anche a tutte le espressioni culturali che si tira dietro. Non è una semplice informazione mainstream che si limita a dare notizie al telegiornale, ma è una falsa cultura che viene propinata come cultura d'eccellenza dai media, ed è una cultura non solo falsa ma anche fuorviante. Io ritengo che l'essere umano, se si vuole veramente liberare da certe catene, debba riscoprire il senso di una vera cultura, una vera appartenenza culturale, e debba poter avere l'occasione e la possibilità di vivere questa cultura attraverso anche delle case editrici controcorrenti che pubblichino testi magari scomodi, testi che non vengono pubblicizzati da testi anzi che magari sono stati censurati, testi che non sono graditi al sistema, testi che comunque fanno riflettere. Io mi sento molto ottimista per il futuro. Ritengo che stiamo andando incontro a dei cambiamenti epocali. Quelli a cui stiamo assistendo sono sicuramente gli ultimi colpi di coda di un sistema che sta crollando, ma quando un sistema crolla si porta dietro molte macerie. Esatto. Ci sarà da ricostruire dalle fondamenta, molto probabilmente, una società, dalle macerie. Sì. E dovremo anche ricostruire la cultura di questa società. Infatti quello che, di cui stiamo parlando stasera è proprio il ruolo della cultura nel mondo che verrà, ma anche nel presente. Infatti questa cultura con la C maiuscola che noi vogliamo implementare, una cultura che segue il pensiero unico, ha bisogno di un grande lavoro. Ecco l'editoria, la funzione che sta avendo. Per cui ti chiedo, ti passo alla seconda domanda: cosa stai facendo adesso come editore per svolgere pienamente il ruolo di promozione di una cultura con la C maiuscola? Ora, la mia è una piccola casa editrice, io lavoro da solo, sostanzialmente una ditta individuale. Nonostante questo sono riuscito ad avere già ad oggi 340 titoli in catalogo. Caspita. Di cui la metà sono stati pubblicati nell'ultimo anno e mezzo. Caspita. Ho incrementato in maniera esponenziale le pubblicazioni, puntando non sulla quantità ma sulla qualità. Certo. E qui la qualità è andata a braccetto con la quantità, perché sono riuscito e sto riuscendo a pubblicare tantissime opere sia di autori contemporanei,
opere di revisionismo storico, opere che mettono in discussione l'attuale modello di società, ma anche tante opere letterarie di autori sia del presente che del passato, e soprattutto di autori scomodi. Io mi diverto a pubblicare tutto quello che è più scomodo possibile, tutto quello che più può dare fastidio a certi sistemi di potere, a un certo sistema. E allora sto anche ripubblicando molti testi di letteratura classica, testi dell'antichità chiaramente, e molti testi di autori, sia italiani che stranieri, dal Rinascimento ad oggi. Molti autori che hanno scritto opere scomode, opere che sono state magari censurate, opere che hanno fatto discutere, io li ripropongo con saggi introduttivi, in modo da spiegare bene di cosa si tratta. Allo stesso modo sto anche pubblicando molta letteratura. Bene, quindi diciamo rilanci anche i classici, se vogliamo dire, che sono stati dimenticati o comunque manipolati, e invece l'idea è quella di passare un messaggio autentico ed originale. Sì, rilancio anche molti classici e molti autori poco noti. Per esempio, ho pubblicato diverse opere questo mese di Luigi Lamanni, uno dei più grandi umanisti della stagione rinascimentale, quasi sconosciuto ai più. E oggi, per esempio, ho voluto pubblicare un testo molto interessante di una delle più grandi protagoniste della scena culturale italiana dell'Ottocento, Carlotta Ferrari. Ho ripubblicato un suo testo, un suo poema, un poema epico che si chiama Lotario, dedicato all'imperatore Carolingio Lotario. E Carlotta Ferrari era una grandissima scrittrice, tra l'altro di lodi, scrittrice, musicista, compositrice, oggi quasi del tutto dimenticata, ma infatti non la conosco. Meravigliosa. Fantastico, grazie veramente a nome di tutti i lettori affamati come me, i bibliofagi come li chiamo io, quelli che leggono un libro al giorno. Ma allora scusami Nicola, passiamo alla terza domanda. Ma per essere, diciamo, diventato questo autore illuminato e particolare come lo sei tu, divergente, parlaci un po' del tuo passato. Ma com'eri da bambino? Che cosa ti ha fatto diventare quello che sei oggi? Ma guarda, io sono cresciuto con i libri. Ho avuto la fortuna di avere un nonno che mi ha indirizzato ai libri fin da piccolo. Io sono cresciuto con lui praticamente, e quando avevo 4-5 anni, ancora prima di andare a scuola, invece di leggermi le favole della buonanotte, no, per così dire, mi leggeva l'Iliade, l'Odissea, oppure le vite del Vasari, le vite dei più grandi protagonisti del Rinascimento, dei più grandi artisti, dei più grandi letterati, dei più grandi architetti, dei più grandi scultori, le vite di uomini come Lorenzo il Magnifico, come Leonardo da Vinci. Quindi sono cresciuto con questa... Quindi il tuo è quasi un appello. Leggete i libri veri di autori straordinari ai vostri figli se volete farli diventare persone straordinarie, o no? Sì, potremmo dire che funziona. Potremmo dire quasi un consiglio questo da dare alle famiglie che mi chiedono, per esempio, Adele, ma parlaci di libri diversi da proporre ai nostri bambini, ma non devono essere così diversi, basta prendere dei classici e leggerli direttamente voi, e anche se il bambino, diciamo, non proprio prenderà tutto, ma sicuramente comincerà ad avere un imprinting, a essere incuriosito e a diventare molto probabilmente il lettore del domani. Giusto? Sì. Tutto dipende da come un testo lo si propone e da come un testo riesce a farsi piacere da chi lo legge. Ok. Molti pensano che filosofi come Platone siano noiosi, ma se vengono presi e affrontati nel modo giusto, ci illuminano la vita.
Sì, sì, sono assolutamente d'accordo. Noi siamo in conclusione della nostra chiacchierata, però non posso fare a meno di dire che siamo veramente onorati come gruppo di studi che è appunto la Libera Università e Scuola Agire, perché tu hai scelto di pubblicare un nostro progetto, un progetto sul femminile integrato, che è uscito. È uscito questa settimana ed eccolo qua. Eccolo qua, la potente voce della Dea, 5 monologhi sul femminile integrato, 5 monologhi teatrali, e noi ti ringraziamo perché insomma è un grande regalo che ci hai fatto nel credere nel nostro progetto, che un po' è anche il tuo, perché per te il femminile è quello che, insomma, l'energia che sta per tornare, no? Sul pianeta. Siamo tutti in un certo senso debitori verso la grande dea, no? Verso il concetto proprio del femminile. Quindi cosa posso dire? Insomma, essendo l'autrice di questo volume, se vogliono, se le persone sono interessate, basta che vanno sul sito di edizioni Aurora Boreale e trovano il link per poter ordinare questo libro, che magari può essere un interessante anche regalo per queste festività, ecco, diciamo così. Certamente, io lo consiglio come regalo per queste festività di Natale, perché come dice la presentazione, questo libro è un potente atto d'amore e uno straordinario strumento di consapevolezza e di visione. Ecco. Devo ricordare a tutti gli ascoltatori che da uno dei capitoli di questo libro è stato realizzato uno straordinario ebook, tra l'altro anche musicale. Non è un semplice audiolibro, cioè, scusate, sì. Non è un semplice audiolibro recitato, parlato, è un audiolibro con tanto di base musicale. Sì, una piccola opera, diciamo. Sì, che abbiamo deciso, d'accordo con la DEI, di mettere scaricabile gratuitamente dal sito dell'edizione Aurora Boreale. Sì, grazie Nicola. Questo audiolibro è Io sono Valentina Alfano. Sì, esatto, sì, è una delle storie, delle 5 storie narrate nel libro che abbiamo deciso di donare gratuitamente perché speriamo insomma di attivare un aiuto a questa mamma, perché la storia vera è di una mamma siciliana che insomma ha una situazione personale molto complicata e quindi vorremmo sensibilizzare sui temi che lei porta in modo da attivarle. Lei è a disposizione per dare informazioni appunto sulla problematica che lei tratta. Per cui ecco, c'è la sua email nel libro, quindi potete anche scriverle e eventualmente aiutarla, perché abbiamo tutti bisogno, ecco, invece di adottare un bambino in Africa che non sapete alla fine questi vostri soldi dove arrivano, meglio adottare una persona, aiutare una persona reale che ha dei veri problemi e che potete anche conoscere. Ecco, quindi secondo me questa è stata una delle motivazioni per le quali abbiamo deciso di fare l'audiolibro, proprio per aiutare effettivamente questa mamma. Nicola, cosa dire? Grazie di esistere. Grazie a te. E niente, ci vediamo presto per i nostri corsi, poi faremo una serie di presentazioni del libro anche dal vivo, giusto Nicola? Informeremo i nostri lettori, i nostri follower se vogliono conoscerci dal vivo e sentir parlare dei temi che trattiamo. E niente, alla prossima e grazie del tempo che ci hai dedicato. Ciao. Buonasera. Buona serata a tutti, ciao.